Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorare. Buongiorno, mi chiamo Salvatore Pilato, sono il responsabile amministrativo della cooperativa La Melagrana, che è una cooperativa sociale di tipo B che si occupa di inserimento lavorativo di persone provenienti dall'area di svantaggio, persone che hanno sulle spalle uno zaino leggermente superiore alla media, e abbiamo una caffetteria, pasticceria e ristorante a Prosecco, alla periferia di Trieste, sull'altopiano di triestino, quindi affacciati sul mare, su questo splendido angolo di mondo che è l'Alto Adriatico. Quali sono le principali attività dell'organizzazione? L'organizzazione appunto si occupa di inserimento lavorativo soprattutto di giovani provenienti dall'area del disturbo dello spettro autistico, e si occupa di inserirli lavorativamente in bar, caffetterie, pasticcerie e ristoranti. Quindi svolgiamo un'attività di formazione nei confronti di ragazzi per i quali abbiamo fatto fare da parte dell'azienda sanitaria diciamo una valutazione dei potenziali per capire che effettivamente ce la possono fare, al fine di non mettere sulle spalle di questi giovani dei carichi troppo gravosi che dopo magari creano possibili fallimenti che dopo sono sempre difficili da gestire. E dopodiché, fatta l'attività di formazione parzialmente in capo a noi, appoggiandoci anche ad altre attività di formazione del territorio, facciamo un inserimento lavorativo, prima con un brevissimo tirocinio e dopo li assumiamo a tempo indeterminato. E restano con noi finché non si fanno le spalle sufficientemente forti, e dopo cerchiamo per quanto possibile di instradarli sul mercato del lavoro ordinario, dove riescono finalmente a trovare uno spazio anche in situazioni non protette come la nostra. Quindi la nostra è in buona sostanza una palestra dove questi giovani fanno attività di formazione, si fortificano le spalle, stanno generalmente 2, 3, 4 anni e dopo vediamo di instradarli inserendoli in altri ristoranti, in altre pasticcerie e in altri bar, in modo che loro possano trovare lo scopo, diciamo, della loro vita in maniera costruttiva. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? Il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro classico a supporto di un'attività di ristorazione. Quindi ovviamente c'è uno staff di cucina, c'è uno staff di sala e dopo ovviamente ci sono delle strutture organizzative che si occupano della filiera degli acquisti e del contatto, diciamo, con il territorio, facendo un'attività di comunicazione, di marketing che sia principalmente mirato al mondo dell'associazionismo e delle attività sociali che ci stanno intorno. E questo ci porta ovviamente ad avere, oltre alle persone svantaggiate che operano principalmente all'interno dello staff di cucina e all'interno dello staff di sala, anche un certo numero ridotto di persone che si occupano di comunicazione da una parte e di pratiche amministrative da quell'altra. Quindi in questo momento lo staff di un nostro ristorante generalmente prevede circa 10 persone. Di queste 10 persone ce ne sono in questo momento 4 in cucina, 4 in sala e 2 che si occupano uno di comunicazione e l'altro di pratiche amministrative. Questo per riuscire a svolgere in maniera continuativa per tutto quanto l'arco dell'anno il nostro servizio di ristorazione e di servizio al tavolo. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? E questo è, diciamo, il core della nostra attività, nel senso che abbiamo sempre ritenuto che la bellezza di questi progetti è riuscirli a farli stare in piedi in maniera autonoma. Anche il nome del nostro
del nostro locale, che è outstanding, che vuol dire eccezionale da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista sta anche a identificare come out. Le persone autistiche standing riescono a stare in piedi da sola, parte un pochettino dalla scommessa che l'intero processo possa essere economicamente sostenibile, non basandosi esclusivamente e neanche in maniera principale sulle contribuzioni che enti pubblici piuttosto che istituzioni riescono a dare. Non è che vengono rifiutati nel momento in cui questi contributi vengono proposti, ma non se ne va la spasmodica ricerca. La spasmodica ricerca è quella di cercare di far stare in piedi economicamente il progetto, quindi facendo un business plan completo, chiaro, che dia la visibilità di un progetto che sia economicamente sostenibile con la vendita dei prodotti, con la vendita dei servizi, con l'attività di ristorazione. Perché è vero che i giovani, soprattutto in fase di formazione, di partenza, producono diciamo in modo leggermente inferiore di quando arrivano a piena maturazione, ma quando arrivano a piena maturazione sfoderano delle capacità, delle competenze, delle energie, delle passioni in quello che fanno da renderli assolutamente equiparabili alle energie che vengono impiegate da persone diciamo neurotipiche, da persone normali. Quindi il progetto in grandissima parte si autosostiene. Abbiamo provato in tutti quanti questi anni, perché la nostra organizzazione va avanti da 21 anni, abbiamo provato in tutti quanti questi anni anche di sviluppare progetti insieme con le istituzioni. Purtroppo i tempi istituzionali sono a una velocità diversa da quella che diciamo normalmente il mercato del lavoro chiede. Generalmente in questo momento per ottenere dei fondi passano 3-4 anni e sono tempi tra progettazione e sviluppo che sono abbastanza proibitivi per riuscire a realizzare i progetti. Per cui ovviamente si fa un minimo di progettazione per cercare comunque di avere sostegno, visibilità, supporto da parte delle istituzioni, perché è giusto in un progetto a sfondo sociale come quello che abbiamo affrontato noi avere il supporto del mondo sociale che ci sta intorno. Però dall'altra parte cerchiamo di puntare principalmente sulla sostenibilità economica reale dell'intero progetto, proprio per poter lavorare con la giusta serenità e con la giusta competenza. Quali sono i punti di forza dell'organizzazione? E diciamo che forse il punto di forza dell'organizzazione è proprio questo, puntare sulla determinazione delle persone che entrano, diciamo, all'interno del progetto, ancorché con delle difficoltà, ancorché con dei svantaggi, che però nel momento in cui si liberano dello zaino più pesante che hanno sulle spalle, riescono a sviluppare competenze, energie, piacere di finalmente riacquisire una dignità che magari non hanno mai avuto, e in questo le persone le vediamo trasformarsi. Vediamo come questi giovani, questi ragazzi prendono in mano la propria vita, prendono in mano una progettualità che diventa loro, personale, unica. Lavoriamo molto sulla unicità delle singole persone. Quello che ci diciamo sempre tra di noi, che ognuno di noi è unico esattamente come tutti gli altri. Ognuno di noi è unico nell'espressione dei propri desideri, delle proprie speranze, delle proprie gioie, anche delle proprie difficoltà. Siamo un insieme di differenze che riescono a mescolarsi per proporre un progetto unitario. È quello che avviene generalmente in un piatto che viene presentato a tavola, cioè se la pasta non è disposta nella sua unicità a legarsi con la salsa,
il piatto non viene bene. Dobbiamo ognuno essere portatori delle nostre differenze, orgogliosi di quello che siamo, e questo genera ricchezza, genera bellezza, genera momenti in cui persone che generalmente sono sottovalutate riescono a esprimere al massimo la loro bellezza, le loro idee, le loro passioni, e quando riescono veramente a impegnarsi in questo senso, veramente si crea bellezza. Mi è venuto a trovare un artista che una volta ha detto: ma posso restare qui ancora un poco con voi per raccogliere bellezza, in modo che questa bellezza io un domani posso trasferirla nelle cose che faccio, in quello che scrivo e nei disegni che realizzo. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con gli altri attori nel lavoro della tua organizzazione? E la parte di relazione con il mondo istituzionale, come ho già accennato anche precedentemente, sono dei punti per noi sono stati abbastanza critici. Si entra molto facilmente in assonanza con le istituzioni dal punto di vista filosofico. Dopo però purtroppo quando si passa, come si dice, dalla grammatica alla pratica, non sempre, diciamo, gli atti conseguenti sono effettivamente attinenti a quello che effettivamente ci si era detti prima. Per cui ecco, dal punto di vista di dichiarazione di intenti con le amministrazioni locali, con gli enti istituzionali, c'è sempre una piena un pieno allineamento, ci si trova d'accordo sulle prospettive, sulle progettualità. Dopo, nel momento in cui si passa agli eventi concreti, purtroppo questo non sempre avviene in maniera positiva, e questo è il motivo che ci ha spinti a trovare comunque una sostenibilità economica all'intero progetto, indipendentemente da quello che dal punto di vista del sostegno economico viene fuori dalle amministrazioni locali e dagli enti pubblici. E questo ci ha permesso di portare avanti con serenità il nostro progetto per 21 anni, senza però mai perdere di vista che è un progetto di carattere sociale, e quindi il contatto, il colloquio, l'interazione con le amministrazioni locali e con le pubbliche istituzioni è una cosa necessaria, perché la bellezza che si genera all'interno del progetto possa in un certo qual modo trasferirsi anche al resto dell'ambito sociale nel quale viviamo, sul territorio, con tutto quanto quello che ne comporta, insomma. Elenca 3 parole che rappresentano la tua organizzazione. La prima è sicuramente outstanding, ovvero eccezionale, perché lavoriamo con ragazzi eccezionali, ci rivolgiamo a persone eccezionali in un posto veramente eccezionale. Quindi una normale eccezionalità o una eccezionale normalità. Quindi sicuramente la prima parola che mi viene in mente per rappresentare la nostra organizzazione è proprio quella di eccezionale. La seconda parola è forse unicità. Ogni persona è unica, irripetibile, ha delle sue radici culturali, personali, familiari, che devono essere rispettate, di cui bisogna esserne comunque in maniera dignitosa orgogliosi. E da qui, partendo da questa unicità, creare dei percorsi unici per ogni singola persona. Questo è molto porta a molto lavoro, a molta fatica, perché vuol dire ogni volta avere uno standard di sviluppo e andarlo ad adattare sulle singole persone. E questa è sicuramente la seconda parola. E la terza è una parola che forse abbiamo spesso e volentieri anche detto in questo breve incontro, che è quello di normalità. Una normalità
eccezionale, riportare le persone all'interno di quello che è uno spettro di normalità, anche se, come diceva giustamente un medico diventato famoso per il lavoro che ha fatto soprattutto in questa città, nessuno visto da vicino è normale, e quindi questa normalità che si compensa continuamente con l'eccezionalità, fare diventare l'eccezionalità una normalità e la normalità una cosa veramente eccezionale da realizzare in persone uniche. La ringrazio molto. Io ringrazio lei.